Atmosfere musicali che si mescolano a ricordi personali, a domeniche all'aperto o in macchina, o in casa quando, per dirla con Lucio Dalla, guardavamo le partite contro un muro. È tutto il calcio minuto per minuto, un glorioso passato ma anche un radioso presente. E tra gli eredi di Ameri, Ciotti e Provenzali c'è Ugo Russo. L'inviato di Radio Rai sarà a Mantova sabato prossimo alle 18:15 alla libreria di Pellegrini di Via Marangoni, organizzatrice dell'evento insieme al Circolo Gianni Brera. Russo presenterà il suo libro Un microfono a due facce, un'autobiografia che comincia in modo drammatico. Il giornalista un anno fa fu colto da malore a Livorno prima di una radiocronaca e rimase in coma 11 giorni. Oggi Russo è tornato a girare l'Italia da uno stadio all'altro, in perfetta salute. Il libro è il racconto di un viaggio oltre la vita, andata e ritorno, ma non è solo questo. Il lettore e il pubblico che interverrà all'incontro di sabato apprezzerà i vari aspetti dell'attività di Russo, non solo giornalista ma autentico showman, cantante e imitatore, molto legato a Mantova dove tornava spesso per commentare i biancorossi in Serie B. Era anche a Torino, voce Rai per la finale di ritorno dei play-off nel 2006. Una storia quella non a lieto fine per i mantovani, ma da non dimenticare. Una storia che Russo ha raccontato in diretta e che rievocherà in libreria.